è l'unico comune in via. Proficuo e potremmo dire risolutivo il vertice di ieri che si è tenuto a Palermo al Dipartimento Rifiuti della Regione alla presenza dei sindaci del Lato Gesa Agrigento 2, il commissario liquidatore Teresa Restivo, i sindacati di categoria e l'assessore Giosuè Marino. Oggi il sindaco di Agrigento Marco Zambuto è in prima linea per fronteggiare l'ennesima emergenza rifiuti che ha messo in ginocchio ancora una volta l'intera provincia agrigentina e la città di Agrigento, letteralmente sommersa da giorni da rifiuti maleodoranti. Ha convocato una conferenza stampa per parlare dell'intesa raggiunta grazie alla quale l'ipotesi più volte avanzata dallo stesso Zambuto di gestione diretta del servizio rifiuti da parte dei comuni diventerà esecutiva. Siamo stati prigionieri di un sistema sbagliato di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha detto Zambuto, ma da oggi le cose cambiano. Finalmente dopo 5 anni una grande battaglia per fare tornare in capo al comune la responsabilità diretta della gestione del servizio dei rifiuti, che finalmente oggi trova uno sbocco ed è un grande risultato che finalmente fa uscire per esempio il Comune di Agrigento da una condizione di soggezione nella quale si trovava, perché per esempio ci troviamo in una condizione nella quale come Comune di Agrigento paghiamo le bollette, paghiamo il servizio, abbiamo dato al lato rifiuti tutti i ruoli, cioè le bollette dei cittadini, con il nostro bilancio diamo anche fondi per quelle che sono le nostre possibilità e poi però ci troviamo con l'avere uno sciopero nella nostra città a causa di che cosa? A causa del fatto che ci sono altri comuni che si tengono i ruoli, cioè le bollette, non danno i fondi del bilancio al lato Gesa e quindi lato poi non è nelle condizioni di poter pagare, ecco, le imprese. Questo sblocca la situazione, cioè tornerà in capo ai comuni la titolarità del servizio. La prossima settimana andremo a fare un'assemblea dentro lato rifiuti nella quale i comuni che lo vorranno fare, Agrigento in testa, andranno a subentrare nella titolarità del rapporto giuridico al lato rifiuti, quindi andranno a finalmente avere la responsabilità diretta nella propria città del servizio dei rifiuti. E quindi questo comporterà anche un miglioramento in termini di efficienza, di costi, di razionalizzazione del servizio stesso e ritengo finalmente dopo 5 anni che questa sia una grande battaglia vinta, dopo 5 anni nei quali abbiamo sollevato e fatto comprendere qual era la condizione dei comuni che pagavano ma poi si trovavano ad essere costretti a dover subire uno sciopero per certi versi legittimo da parte dei lavoratori che non percepiscono lo stipendio, ma causato da un sistema del lato che ha mostrato tutto il proprio fallimento. Intanto già dalle prime ore dell'alba si sta provvedendo alla raccolta della spazzatura in città e nelle periferie, sotto l'attenta sorveglianza della Digos di Agrigento capeggiata da Carlo Mossuto. Certo, assieme all'emergenza rifiuti c'è da fronteggiare anche quella igienico-sanitaria, aggravata dai numerosi incendi di rifiuti e cassonetti, a causa delle emissioni di sostanze nocive come la diossina, pericolose per la salute. Insomma, una vicenda che si conclude positivamente, anche se, lo ricordiamo, non sono mancate le strumentalizzazioni politiche che hanno amareggiato il sindaco, che ha comunque ribadito di andare avanti per la sua strada e di voler godere di questa vittoria relativamente a una vicenda incresciosa come questa. Io ho rispetto, ci mancherebbe altro, dei lavoratori che non avevano lo stipendio, non percepivano lo stipendio. Ma non c'è dubbio che dentro tutta questa vicenda c'era anche chi soffiava e non c'è dubbio che anche il momento elettorale lo si voleva utilizzare strumentalmente per fare danno alla mia persona, ma questo è l'ulteriore atto che mi trovo a dover subire, ma non comprendendo che lo fanno subire a me, ma lo fanno subire a tutta la città. Il dato che esce ieri sera è invece un dato fondamentale, per cui riprendendoci noi il servizio non ci potranno essere altri giochi, altre strategie da parte di chi vuole giocare nel torbido per fare saltare il sistema. Ci riprendiamo noi il servizio, se saremo bravi e in grado di gestire questo servizio saremo innanzi a tutti giudicati, se non saremo bravi saremo giudicati male. Il dato fondamentale che esce ieri da questo incontro è proprio questo.